Benvenuti a Primi cittadini del turismo, a Il Veneto in diretta. Benvenuto oggi al direttore del Parco del Delta del Po, Paco Massaro. Direttore, benvenuto. Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i vostri telespettatori. Che piacere, direttore, oggi parlare di uno dei luoghi più straordinari, più delicati ovviamente del Veneto, ma mi sento di dire d'Europa, un luogo che coniuga contemporaneamente paesaggi mozzafiato, cultura, tradizione, un luogo dove l'anima si rigenera e certamente, direttore, per gestire e per garantire il futuro di questo luogo le sfide sono tante e sono anche importanti. Sindaco, cominciamo a raccontare ai nostri telespettatori, diamo un'identità al parco. Nasce alla fine degli anni 90, ma poi si rigenera e diventa patrimonio dell'UNESCO. Raccontiamo ai nostri telespettatori qual è la storia del parco. Il parco nasce nel 1997 da una legge regionale e in quel frangente temporale, insomma, è più un parco imposto che un parco voluto. Quindi c'è stata qualche attività, diciamo, da parte delle popolazioni locali di una visione un po' con il sospetto di cosa poteva comportare questo avere un parco. Però con l'andare degli anni e con l'andare dei tempi il parco si è fatto strada, soprattutto nella coscienza dei comuni e delle popolazioni dei comuni del territorio e nel 2015 con la MAB UNESCO, dopo essere stato insignito della MAB UNESCO, è diventato una consapevolezza e una convinzione da parte dei cittadini dei comuni del parco e abbiamo avuto proprio una svolta da quell'anno e quindi l'idea di parco è passata da essere un'idea in carta ad essere praticamente un'area che veniva respirata da tutti i cittadini. Oggi ci troviamo con una consapevolezza da parte dei cittadini del parco e con una volontà da parte dei cittadini del parco di avere un parco regionale, in questo caso del Delta del Po, come convinzione, ma soprattutto come must. Quindi il territorio deve essere parco. Perché questo? Perché proprio nel 2015 con il MAB UNESCO c'è stata questa evoluzione, questa volontà e la difesa del territorio, la salvaguardia del territorio si è andata ad intersecare con l'economia del territorio, che sono iniziate a crescere assieme. Questo connubio ha permesso appunto un'evoluzione del territorio, sia sotto il profilo della gestione del territorio, ma anche sotto il profilo della ricchezza del territorio, con dei marchi del territorio, con il marchio del parco, con il marchio della MAB UNESCO, ma soprattutto con una volontà da parte della gente di far parte di questo territorio. Bene, Sindaco, il parco oggi è un insieme meraviglioso di flora e di fauna da una bellezza mozzafiato, ma se lei dovesse considerare il turista che oggi si avvicina magari al parco per la prima volta, quali sono le specie che assolutamente bisogna conoscere per godersi veramente fino alla fine quel parco? Beh, noi in questo momento abbiamo la possibilità di avere un bouquet di 1000 specie di biodiversità sotto il profilo delle specie vegetali e 390 di specie animali da vedere nel territorio. I panorami mozzafiato sono dalla laguna di Caleri con una passeggiata totalmente in acqua alla Sacca degli Scardovari, ma tutti i percorsi sono importanti all'interno del nostro territorio perché dagli aironi ai fenicotteri e a tutta la vegetazione è tutto uno scoprire per i turisti che vengono a visitare il nostro territorio. Abbiamo terminato questa intervista, questo viaggio ideale all'interno, nel cuore del parco del Delta del Po. Grazie al suo direttore Paco Massaro per questa intervista. Un mio saluto a tutti i telespettatori di Primi cittadini del turismo, la rubrica settimanale del Veneto in diretta. Grazie per averci seguito. Un arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti.